Festa della Marina Militare oggi in forma ridotta a causa dell'emergenza Covid-19 a Porto Empedocle. La celebrazione è stata organizzata dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera, unitamente al gruppo AMNI, Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Ha avuto luogo presso il monumento ai caduti del mare nei piazzali Marinai d'Italia, antistante alla biblioteca comunale, limitata alla deposizione di una corolla di alloro a cura del prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, dal sindaco della città di Porto Empedocle, Ida Carmina, dell'arciprete Dolleo, accompagnate dal comandante della Capitaneria di Porto Empedocle, capitano Gennaro Fusco, e cui è stato anche dato il seguito e il silenzio in onore ai caduti del mare. In dimensioni ridotte però ugualmente sentita, è un momento particolare della storia dell'Italia e in generale del mondo dovuta alla pandemia, come tutti sapete, ma abbiamo comunque voluto ricordare la festa della Marina, i caduti del mare, un momento importante per tutti noi. E permettetemi ovviamente di rivolgere un pensiero anche a tutti i colleghi che purtroppo sono deceduti a causa della pandemia è sicuramente in questo momento importante essere vicini a tutti, alle famiglie, e noi come Corpo della Guardia Costiera siamo stati sempre vicini anche in una situazione di difficoltà, abbiamo continuato a lavorare. Abbiamo svolto i nostri compiti ugualmente anche in condizioni estremamente difficili. Lo abbiamo fatto per il nostro senso del dovere, il nostro spirito di sacrificio e per l'amore della patria. Abbiamo cercato comunque di far sentire il nostro appoggio a chi ne aveva bisogno e stiamo cercando piano piano di ritornare alla normalità. E questo è l'augurio che io faccio in questo giorno di festa, e che si possa celebrare l'anno prossimo una nuova rinascita con una festa della Marina come sempre è stata fatta, perché vorrà dire che è stata superata anche questa fase di emergenza. Un momento sicuramente importante, significativo, che abbiamo vissuto con la sobrietà che questi tempi ci impongono, ma è un momento ovviamente di vicinanza anche alla Marina e che sta dando anche un contributo importante anche in questa provincia in particolare. Noi, come sapete, siamo molto impegnati su un versante caldo che è quello anche dell'immigrazione, e sicuramente la Marina, il Corpo delle Capitanerie di Porto ci stanno dando un contributo significativo, quindi per me è un piacere e un onore anche venire qui a Porto Empedocle. Questa è una realtà molto significativa della provincia. Ad Agrigento stiamo vedendo questa gestione dei migranti che sta creando dei problemi, non solo ad Agrigento, ma l'hanno fatto anche a Porto Empedocle, anche a Siculiana, insomma un momento sicuramente particolare. Guardi, è un momento difficile, particolare, che però lo Stato continua a seguire con la massima e ribadisco veramente massima attenzione. Per noi è incardinata nel cuore della nostra città, della cittadinanza, la Marina, soprattutto in questo periodo di grandissima difficoltà in cui si è prodigata, perché la Capitaneria e la Guardia Costiera si sono prodigati per il soccorso al mare. Noi abbiamo il fronte caldo dei migranti che in questo momento ha destato tanta preoccupazione, però abbiamo le autorità vicine. Naturalmente non ci fermeremo nell'attenzione questa questione nel periodo di emergenza sanitaria, però oggi facciamo gli auguri alla Marina nella giornata della festa, e tutto il Paese è solidale nei confronti della Marina italiana. La nave qui è irrata, insomma anche questo è un problema. È un problema, ma in realtà la nave in rada è uno strumento di cui si è avvalso il Ministero degli Interni, è deciso il Ministero del Governo, per venire in soccorso proprio in periodo di prevista quarantena delle popolazioni costiere, perché evidentemente noi che ci affacciamo sulla costa in fronte all'Africa subiamo l'ingresso improvviso, indiscriminato di persone
di cui non conosciamo provenienza e neanche lo stato di salute. Anche le sommarie visite che vengono fatte nel momento dell'ingresso non valgono a scongiurare la possibilità di infezioni. Quindi evidentemente è uno strumento che è storicamente da sempre utilizzato, quelle delle navi in rada, dalle prime pestilenze del Medioevo, proprio per tenere esente la popolazione da pericoli, ma si tratta di persone, quindi dobbiamo trattare bene conformemente a quella che è la civiltà, la grande civiltà italiana, il grande senso di ospitalità. Una volta che noi siamo sicuri che stiano bene, possono scendere e essere allocati e non solo da noi. Evidentemente i numeri di questi tempi destano preoccupazione, perché abbiamo avuto un incremento inusitato rispetto all'anno scorso agli sbarchi. L'anno scorso erano circa in questo periodo 1500, adesso si parla di oltre 5000 sbarchi, anche perché il fronte del Nord Africa è diventato piuttosto caldo, quindi so che è andato in questi giorni il ministro Lamorgese in Tunisia e anche il ministro Di Maio sta interagendo con gli stati del Nord Africa per vedere com'è la situazione.